Cari amici, ben ritrovati per questa quinta tappa sulla strada della parabola del buon samaritano. Una strada che stiamo percorrendo, guidati dalla testimonianza di una donna che ha saputo rivestire i panni del buon samaritano, Lucia Schiavinato. Vorremmo oggi sostare, o quasi direi inciampare, su una sola parola, una parolina, non una frase, non un testo, una piccola parola, una piccolissima parola che appare nel racconto. Per caso, dice il testo, per caso passavano per quella strada un sacerdote e un levita e poi anche un samaritano. Ecco, questa parola è proprio caso, per caso. Osserva Don Primo Mazzolari, per caso può essere una parola buttata lì nel racconto, come può essere una parola voluta dalla sapienza. Ecco, del resto noi lo sappiamo, Gesù l'ha detto in un altro contesto, ma possiamo applicarlo anche a questo fatto. Gesù ci dice che non è venuto a trascurare neppure uno iota della legge. Lo iota è la lettera più piccola dell'alfabeto ebraico. Cioè Gesù non è venuto a buttare via nulla. C'è un'altra pagina del Vangelo, Gesù che invita i discepoli a raccogliere le briciole quasi, i frammenti del pane rimasto dopo la moltiplicazione dei pani. Quindi anche noi vorremmo raccogliere oggi questa briciola di parola, apparentemente insignificante eppure ricchissima. Del resto, un grande santo che ha saputo penetrare il Vangelo in una maniera straordinaria, Sant'Ignazio di Loyola, diceva all'inizio dei suoi esercizi spirituali: ricordatevi che non è il molto sapere che sazia, ma il gustare intimamente qualcosa. Potremmo dire che oggi noi potremmo fermarci proprio non a sapere tante cose, ma a gustare intimamente questa parola. Questa osservazione, per caso, sta a dire che è avvenuto un incontro fortuito, non previsto. Un incontro che però entra nel grande disegno di Dio. E allora possiamo subito pensare a quanti incontri casuali, quante volte per caso durante una giornata noi incontriamo qualcuno, succede qualcosa. E quando poi ci fermiamo a ripensare questi incontri casuali, magari a distanza anche di tempo, possiamo dire allora anche noi con il poeta argentino Jorge Borges: ogni persona che passa nella nostra vita è unica. Lascia sempre un po' di sé e si porta via un po' di noi. Ci sarà sempre chi ha portato via molto, ma non ci sarà mai chi non ha lasciato nulla. Questa è la prova evidente che due anime non si incontrano per caso. E così accade che ogni incontro ci segna, ogni incontro ci lascia il dono di qualcosa, un dono di vita, un dono di affetto. Certo, può lasciarci anche una ferita, può lasciarci un'amarezza. Certo che dopo quell'incontro noi non siamo più quelli di prima. Nella nostra parabola, la strada che da Gerusalemme scende a Gerico è teatro di incontri casuali, in tutta la loro varietà, da quello brutale con i briganti a quello indifferente del sacerdote del Levita, a quello premuroso del Samaritano. Un seguace di Gesù com'è chiamato allora a vivere la casualità degli incontri? Basterebbe seguire Gesù nei suoi incontri casuali. Tutto il Vangelo ne è come seminato. Sembra che Gesù non abbia una destinazione quando cammina nel Vangelo. Non ha una meta fissa. Alla strada, abbiamo ricordato già negli incontri precedenti, alla strada, e nella strada può capitare di incontrare chiunque. Su quella strada succede la nostra vita. Mi fermo solo a prendere un incontro casuale, ma straordinariamente bello, di Gesù. Gesù con un gruppo di persone sta camminando
verso un villaggio, forse già sera. E da quel villaggio, dal villaggio di Naim, Gesù vede uscire un altro gruppo, un altro corteo. È un funerale. Viene portato al cimitero l'unico figlio di una donna vedova. Un incontro casuale. Il corteo di Gesù è il corteo della vita e incontra il corteo della morte. Ma quante volte allora questo non capita anche nella nostra vita? Noi dietro a Gesù possiamo incontrare tante volte situazioni di morte, di sofferenza, in maniera casuale. Cosa ha fatto Gesù? Si è avvicinato, ha preso per mano quel ragazzo, lo ha risollevato. Sono in qualche modo i gesti del buon samaritano che vedremo nei prossimi incontri. Ma ecco un incontro casuale, che però cambia la vita a quella famiglia, a quella donna, ai parenti di quel ragazzo, a quel villaggio. Quante volte dentro un incontro casuale si può manifestare un grande dono di vita. Gesù incontra storie diverse, situazioni diverse, incontra un cieco seduto lungo la strada, incontra l'esattore delle tasse che sta sul ciglio della strada per raccogliere le imposte, incontra una donna che sta andando a prendere l'acqua al pozzo, incontra un lebbroso che gli viene incontro, incontra una mamma che ha una figlia posseduta dallo spirito maligno. Potremmo dire che la casualità è il programma di Dio. Dio non fa programmi, siamo noi il suo programma. Quando Dio esce, siamo noi che gli facciamo il programma. Signore, tu vedi, ho bisogno di te. Magari non glielo diciamo in maniera esplicita, ma Dio legge, Dio conosce. Nulla è casuale per Dio. E il cristiano non è uno che dovrebbe vivere altrettanto il percorso quotidiano della sua vita. Noi invece vorremmo programmare tutto, vorremmo programmare le opere buone, cosa dobbiamo fare. Abbiamo bisogno di tenere tutto saldo, tutto sotto controllo. Vogliamo fissare noi l'agenda anche della carità, l'agenda della nostra giornata, ma ogni giorno il Signore ci offre appuntamenti nuovi, appuntamenti che non avevamo previsto. Lucia, potremmo dire, conosce bene questo stile della casualità. Lucia stessa potrebbe dirci che l'opera più significativa, quella che un po' la identifica anche agli occhi di chi poi l'hanno conosciuta, cioè i piccoli rifugi, Lucia potrebbe dirci che i piccoli rifugi lei non li ha programmati, non sono nati a tavolino. C'è una casualità nella nascita del piccolo rifugio. Che ci fossero delle comunità di accoglienza per persone con disagi. Questo non era un progetto presente in Lucia quando nel Natale del 1924 offre al Signore il suo programma di vita. Non ha messo in programma questo. Cosa accade però una decina d'anni dopo? Lucia ha 33 anni e vive un momento particolare della sua vita. Pensa di essere ormai giunta alla fine della sua vita. Ha assistito a lungo la mamma fino alla morte. Ora Lucia si trova di fronte a un nuovo tempo di vita e pensa quasi che per lei il Signore abbia già previsto la parola fine. Ma ecco che l'anno dopo la morte della mamma, Lucia, nei suoi innumerevoli giri per le strade di San Donà, conosce una donna anziana, paralizzata, vedova. Di lei nessuno riesce ad occuparsi. A Lucia viene spontaneo allora ad un certo punto darsi da fare per trovare una stanza vicina nel centro di San Donà per poterla aiutare con maggiore assiduità. Lucia affitta una stanza presso alcuni signori in una stradina nota come il Campiello. A quella stanza poi si aggiungono altre stanze.
altri anziani, altri casi. Il piccolo rifugio in Vicolo Nuovo a San Donà di Piave ebbe inizio ufficialmente l'antivigilia di Natale del 1935. Ciò che iniziò per caso continua ancora, a distanza di tanti anni. Continua ancora ad essere in varie parti d'Italia, del mondo, una storia di accoglienza, di amore verso i più fragili. Saper cogliere gli appelli di Dio dentro la storia. Questa è la sfida che ci viene da quel per caso. Teresa di Gesù Bambino lo direbbe in un altro modo. Tutto è grazia, tutto è dono. Quello che tu dici caso, coincidenza, è una Dio-incidenza, è una grazia, è un dono. L'anno prima della sua morte, Lucia scrive dal Brasile alle sue volontarie queste parole. Dio conosce da sempre tutti i minimi particolari della nostra vita, della vita di ciascuna di voi. Conosce lo svolgersi quotidiano e quello di ogni momento. Dobbiamo tenere aperti gli occhi alla bellezza, al mistero delle cose, perché contengono un messaggio. Mie carissime, tutto deve essere per noi un messaggio di Dio, tutto. Per Lucia non c'è il caso. Qualunque cosa ti accada, sappi, ci fa capire Lucia, che lì c'è un messaggio di Dio. Tutto, dice Lucia ancora, è una lettera di Dio. È una lettera che ci dice il suo amore, che però dobbiamo interpretare. A volte ci domandiamo, perché la tal cosa? Perché la tal l'altra? Allora, ecco l'invito di Lucia, stiamo in ascolto, cerchiamo di intendere ciò che Dio vuole farci intendere. Per Lucia è necessario avere occhi e orecchi interiori per leggere la nostra vita, la vita degli altri. Il filo della storia non è un dipanarsi casuale, superficiale di fatti, di date, di incontri. Il filo della storia è il filo con cui Dio lega ogni fatto dentro una storia più grande d'amore. Anche se il filo della storia è un filo storto e contorto, il disegno di Dio è sempre un disegno mirabile. Lucia ama molto la figura di San Paolo e Lucia sa benissimo che San Paolo più volte usa un'espressione, il tempo favorevole. Non so se Lucia sapesse anche il greco e conoscesse il profondo significato anche etimologico, ma non ha importanza, perché quel tempo favorevole, che in greco si dice kairos, non è il tempo superficiale dell'orologio, il cronos, da cui cronaca, cronologia. San Paolo dice, dentro lo scorrere del tempo, dentro il cronos, stai attento che c'è il kairos, che c'è il tempo favorevole, il tempo di Dio. Il credente avverte allora che ogni momento della vita è un momento in cui il Signore può dargli un appuntamento. Per quello Gesù dice vegliate, perché non sapete l'ora, ma non l'ora della vostra morte, l'ora in cui mi incontrate in quel momento. E gli incontri non sono solamente nel segno di qualcosa di faticoso, ma anche della bellezza. Ogni tempo, ogni incontro è tempo favorevole, è occasione propizia. Potremmo dire che anche tutto ciò che ci appare negativo, e lo è tante volte, il Signore lo trasforma e ci invita a scorgervi la sua presenza, la sua azione. E allora ancora San Paolo ci riporta quelle parole stupende, forse tra le più belle, potremmo quasi dire di San Paolo, tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Ritornando al casuale passaggio dei personaggi della parabola sulla strada da Gerusalemme a Gerico, Gesù ci fa intuire che in tutto ciò che ci capita e che ci capiterà in questa giornata, tutto si iscrive in una storia d'amore. Dipende come noi accogliamo gli eventi della vita.
Vorrei allora concludere con una preghiera molto bella. Una preghiera di un giovane che attraversava un tempo difficile anche a causa di una malattia. E quella sofferenza, quella prova lo ha messo in moto per una ricerca ancora più profonda della sua vita. È la preghiera di colui che adesso noi veneriamo come il santo cardinale John Henry Newman. Viene dall'esperienza della Chiesa anglicana d'Inghilterra, arriva a condividere la fede nella Chiesa cattolica attraverso un percorso, ma c'è quel momento difficile della sua vita, quella malattia, quella sofferenza che lui non ha cercato, che per lui diventa un'occasione per camminare in avanti. Ma dentro questa preghiera c'è un'espressione che dovrebbe farci riflettere. A un certo punto Newman dice: Signore, non ti chiedo di capire tutto, di vedere l'orizzonte lontano. Signore, ti chiedo di fare un passo alla volta, ogni giorno un passo. Ecco, potremmo dire: Signore, ti chiedo ogni giorno di intuire che in questa casualità, in questo incontro, c'è qualcosa di te. Se ogni giorno io faccio questo passo, Signore, poi capirò il senso, capirò l'orizzonte lontano. Preghiamo allora con il cardinale Newman. Guidami, luce gentile. Fra le tenebre guidami tu. Nera è la notte, lontana è la casa. Guidami tu. Sostieni i miei passi. Non ti chiedo di vedere l'orizzonte lontano. Un passo alla volta mi basta. Così non fu mai, né ti pregai così per la tua guida. Amavo scegliere la mia strada, ma ora guidami tu, luce gentile. Amavo il giorno chiaro, l'orgoglio mi guidava, disprezzavo la paura, non ricordare quegli anni. Sempre mi benedisse la tua potenza, ancor oggi mi guiderà per paludi e brughiere, per monti e torrenti, finché svanisca la notte. Guidami tu, luce gentile.